Ha qualche animale in casa? Sì, una tartaruga. La porto sempre con me. Dov'è ora? In macchina. Mi aspetta in macchina. Da bambina ha vissuto in città? Sì. In questa città? No. Per me sono tutte uguali. Ma lo sa che il suo cuore funziona perfettamente? Sì, lo so. Ma non l'avevo mai visto. Signore e signori, buonasera. Benvenuti all'appuntamento con l'intervista più intima della settimana. Vinicius de Moraes diceva che una donna deve avere qualcosa di più della bellezza, qualcosa che piange. In lei c'è qualcosa che piange? In tutte le donne c'è sempre qualcosa che piange. E questo qualcosa che piange si riflette anche nel suo lavoro di regista? Certo, il mio lavoro riflette quello che sento. Cosa vuol dire? Qualche volta mi sento piena di dubbi, di contraddizioni. Vuol dire che non è sicura di sé? No, no, non sono sicura di me. E lei? Beh, sì, certamente. Almeno nel mio lavoro. Siamo differenti. Chi? Io e lei? No. Uomini e donne. Ah, molto interessante. Ci può dare un esempio di questa famosa differenza? Anni fa, quando ero ancora agli inizi, riuscii ad incontrare un regista che amavo molto. Mi piacevano i suoi film e tutto quello che faceva. Avrei lavorato anche gratis per lui. Un regista famoso? Sì. Vuole sapere che cosa è successo? Siamo qui per questo, no? Mi ha messo le mani sul culo. Questa è la differenza fra uomini e donne. Ma devo dire che lei è una donna molto bella. Grazie. Questa è la differenza tra lei
e me. Lei è sposata? No, non ne ho il tempo. Come passa il suo tempo? Con Billie Holiday. Sto preparando un video su di lei. Era sempre innamorata. Resti a dormire? No, non mi va. Dove vai? A casa mia. È tardi. For heaven's sake, let's fall in love. Lo senti? Tutta la vita non ha fatto altro che confessare le sue debolezze, cantare la fragilità dell'amore. Dove sei finita? Allora, che ne pensi? Tu non pensi. Ecco quello che mi piace di te. Ascolti solamente. Che giornata. Ho perfino visto il mio cuore. Volevo essere sicura che fosse normale, visto che non riesco più a innamorarmi da tanto tempo. E invece batte regolarmente. Ma non funziona come il mio corpo. Victor mi ha chiesto se sono venuta. Non gli ho risposto. Perché? Se sei innamorata e non vieni. Sì, va bene, non è così grave. L'amore fa sopportare tutto. Ma se non sei innamorata, beh, allora la situazione diventa insostenibile. Ma come faccio a spiegarglielo? Certi uomini non hanno il senso della misura. Come quell'idiota del presentatore di oggi. Più ridicolo della sua cravatta. Body and Soul. Almeno potevano scegliere un titolo diverso per uno show. Lui non ha capito proprio niente di me. O forse io non sono riuscita a spiegarmi. Sono Marie Lambert, l'assistente di Paul Dulac. Le dispiace chiamare il nostro ufficio per fissare la data di registrazione? Grazie. Buon compleanno, Domino. Volevi una guardia del corpo, no? Lui mi è sembrato perfetto. L'ho accompagnato io lì, avevo la chiave. Ma non temere, non la userò più. L'ho già ingoiata. Sono a Sydney, torno tra una settimana. Ti amo, Davros.
Ciao. Io e il tuo amico non abbiamo legato subito. Spero che col tempo il nostro rapporto migliori. Ce l'ha un nome? Probabilmente no. Mi piace. Mi manchi. Con Sydney ci sono 13 ore di differenza. Vuol dire che adesso non è proprio il mio forte. Lasciamo stare. Tu non mi conosci, non mi puoi conoscere, ma io conosco te, ti conosco molto bene. Non sono abituata a dormire con uno sconosciuto. Guardi un po' di televisione. Pronto? Tu non mi conosci, non mi puoi conoscere, ma io conosco te, ti conosco molto bene. Chi è lei? Senti il tuo respiro, il battito del tuo cuore. Non avere paura, non dovrai mai avere paura di me, non sarai mai più sola. Conosco il tuo segreto, solo io lo conosco. Chi è lei? Uno sconosciuto che veglia su di te. Senta, io non ho bisogno di nessuno. Ne sei proprio convinta? Credi veramente che si possa vivere sempre da soli? Sì, è così. Lasciati andare, guardati intorno, cerca di capire che cosa succede. Insomma, chi è lei? Sono uno che ti conosce, che conosce il segreto della tua anima. Senta, la smetta di chiamarmi. Non telefoni più. Mi scusi, ero distratto un attimo. Sono Paul Dulac. Lavoreremo bene insieme. Senza dubbio. Dicono tutti che lei sia il miglior ingegnere del suono. Davvero? Sì. Io mi chiamo Domino. Pronti per il rullo 2. Ok, allora cominciamo. Beh, cosa ne pensi di Paul Dulac? Niente male, no? Anche la sua assistente, niente male. Non succede mai niente qui. Non viene mai nessuno.
Soltanto lei, tutti i giorni, alla stessa ora, ormai da tanti anni. Lei va a trovare qualcuno nella torre. Era una bambina, adesso è una donna. Non l'ho mai visto, ma non mi piace. Quelli della torre non sono veri uomini. E lei è così fragile. Senta, io non ci vengo lassù. Segua il suo amico. Anche se lei non lo sa. C'è sempre qualcuno qua giù ad aspettarla. È stato proprio un colpo di fulmine. Mai provato niente del genere in vita mia, lo giuro, per nessuno. Stavolta è amore vero, Domino. Avresti dovuto esserci. Sono quasi andato a sbattere. Non c'è nessuno qui. No. Ma quelli sono uomini. No, direi di no. Dunque, tu eri in macchina? Sì. All'improvviso ecco Andrea davanti a me. Lei si chiama Andrea? Lui si chiama Andrea. Già. Dipinge i semafori. I semafori? Sì, è il più bravo di tutti, Domino. Lei mi piace. Va bene per il video di Billy. Buon compleanno, Domino. Mi dispiace, tesoro, ma non possiamo venire da te stasera. La mamma ha passato tutta la notte a giocare a poker e naturalmente non si sente bene. La conosci, no? Ha gli occhi gonfi, la solita emicrania. Sempre la stessa. Mi raccomando, riguardati. Ciao. You don't know what love is until you've learned the meaning of the blues. Until you've loved the love you've had to lose. You don't know what love is. You don't know how lips hurt until you've kissed and had to pay the cards. Until you've flipped your heart and you have lost. You don't know what love is. Do you know how lost heart feels? The thought of reminiscing. Buonasera, signora. Buonasera. Colazione da Tiffany. Consegna a domicilio in 7 minuti e mezzo. Lo metta sul tavolo, per favore. Lose their taste for kissing. Le dispiace firmare qui, prego? Our hearts burn Grazie. for love that cannot live yet never dies. Dramma della gelosia? Till you faced each dawn with Vuole che l'aiuti a eliminare il cadavere? Ma chi era? Suo marito? Il suo amante. Certo che ha gusti esotici, signore.
No, non prendo mai mance da una bella donna. È sufficiente un sorriso per affrontare la lunga notte. Splendido sorriso. Passa sul suo viso come un vento fresco nel cielo chiaro. Se le serve un alibi, mi chiami. Grazie a te la mia festa di compleanno è stata un successo. È un uomo affascinante. Sono sicura che tu non hai pensato a dargli un nome. Gliene ho trovato uno io. Considerato il suo charme, direi che è un nome appropriato. Permettimi di presentarti Don Giovanni. Spero che tu sia geloso, Gavros. Il suo cuore non è di plastica. È vero. È un cuore vero. Ascolta. Resta dove sei. Ti faccio vedere una cosa. Pronto? Sono Paul Dulac. Ah, La disturbo? no. Che cosa vuole? La mia segretaria mi ha dato il suo numero e... E? Ecco, ho trovato un vecchio disco di Billie Holiday, un pezzo raro. Un 78 giri della Columbia. E non poteva aspettare fino a domani? Il disco sì, ma io no. È ancora lì? Ah, Non so cosa dire. ha già mangiato? No. Io sono qui con un ingegnere del suono che continua a farmi domande a cui non so rispondere. Perché non mi aiuta lei? Lo farei con piacere. Allora venga a cena da noi, signor Dulac. La aspettiamo. Non parla molto il suo amico. È una delle cose che preferisco di lui. Ce ne sono altre? Non sia indiscreto. Sì, è proprio quello che voglio. Posso. Ho un'altra scelta? No. Lei vuole sapere se c'è un uomo nella mia vita, giusto? Lei vive da sola e come tutte le donne ha qualcosa che piange dentro di sé. E a volte è piena di dubbi, di contraddizioni. Vedo che la TV è il suo passatempo preferito. Non proprio. Ero in cabina di regia. Sono il tecnico del suono di quello show così intimo e così idiota. Allora non sono un mistero per nessuno. Nemmeno per lei. Non ne sarei tanto sicuro. Bravo. Un altro spring roll? Mangio solo carne bianca, grazie. Vuole che andiamo in un ristorante a finire la cena? Ho un piccolo problema. Devo andare in ospedale. In ospedale? L'ho fatta mangiare così male? Aspetto un bambino. Cioè mia moglie, voglio dire. Stanotte. Lei capisce? Certo, capisco. Perfettamente. Ma non credo che capisca lei. Rimango sempre al buio. Per una ragione o per un'altra. Che cosa dovrei capire?
La solita vecchia storia. Che cosa c'è da capire? Niente. È tutto perfettamente normale. Io cerco di fare solo quello che ci si aspetta da me, ma con una differenza. Io la rispetto. Come rispetta sua moglie, vero? Pronto? Sei tu, vero? Sì, sono io. Non avere paura. Quando ti sentirai sola, io ti sarò vicino, come stasera. Sei rimasta sola anche stasera, non è vero? Come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Ora cerca di addormentarti. Accarezzerò dolcemente il tuo viso, il collo, le spalle e lentamente tutto il corpo. Seguirò solo il tuo desiderio. Ma Non parlare. non ho detto nulla. Ti prenderò lentamente per i fianchi. Sfiorerò il tuo ventre lentamente. Lasciati andare al tuo desiderio. Ma Io non ti abbandonerò mai. Quando avrai bisogno di me, io ti sarò accanto, sempre. pronto? Pronto?
Non mi dispiace disturbarla. No, nessun disturbo. È solo che vorrei delle informazioni su quelli che abitano nell'appartamento proprio sotto il suo. È vuoto. Vuoto. Si sono trasferiti? Li conoscevo bene. Sul serio? Prego, si accomodi. C'è troppa corrente qui sulle scale. Io abito nel palazzo dall'altra parte della strada. E in che cosa posso aiutarla? A essere proprio sincera, non lo so. Beh, se non lo sa lei... Credo che ci sia qualcuno che mi spia. Con un cannocchiale. E non è piacevole. Capisco. Ma non posso essere stato io. La prego, non mi fraintenda. Io non parlavo di lei. Ma dell'inquilino del terzo piano. Sono morti più di un mese fa. Un incidente d'auto. Musicisti. Erano cari amici miei. Mi dispiace, non lo sapevo. Nessun problema. È questa nostra epoca. C'è gente che sparisce ogni giorno e nessuno se ne accorge. È un cacciatore? Lo sono stato. Ma lei non vede. Un cacciatore bianco. Cosa significa? Un cacciatore bianco non uccide gli animali che caccia. Li cattura senza ferirli. E poi li lascia liberi in posti in cui non rischiano l'estinzione. Non pensavo che la caccia potesse essere così bella. È stato il mio grande amore. Fa caldo qui dentro. E come fa un uomo a vivere senza l'amore? Come tutti gli altri. Aspettando. Un odore. Una voce. Lei ha una bellissima voce. Com'è il suo viso? Me lo descriva. Quando fai l'amore, provi piacere. Vieni. Rispondi. Con lui. Con lui, vieni. Rispondi. Avanti, rispondimi. Non dici niente perché hai paura di dire la verità. Ecco che cos'è. Tu puoi fare l'amore con lui senza provare piacere, senza venire, ma lui no. Lui non può! Hai capito? Anche se il tuo cuore non batte, se non sei innamorata, il tuo corpo, il tuo corpo ha bisogno di calore. Tu hai bisogno di godere. E anche io, come te. Credimi,
Se il tuo cuore non batte, forse è anche per questo. For sale. Saddest tale on land or sea was when my man walked out on me. My man's gone, I feel so lost. I've got those lost my man blues. He didn't treat me fair. It's more than I can bear. I've got those lost my man blues. Voglio fare un video su di lei. Billie Holiday. È di pubblico dominio, però ha ancora mercato. Buona idea, Domino, mi piace. Ah, bene. Allora quando cominciamo? Ho detto un'idea, non ho detto che la faccio. Perché? Non è la stessa cosa? Ti do la risposta entro 48 ore. Io quel video lo faccio comunque. Con o senza di te. Allora che ne dici di Paul Dulac? Un tipo strano. Vieni a casa mia stasera. Pronto? Non ti meravigliare se chiamo a quest'ora. È il mio momento preferito. È il momento in cui ti lasci andare ai tuoi sentimenti, ai tuoi desideri. Non credere che il piacere uccida l'innocenza. Chi ha davvero l'innocenza non la perde mai. Gabriele! Ti ho riconosciuto subito. Ma che ci fai da queste parti? Passavo per caso. Passavi per caso, eh? Certo che sei cambiata. No, ti sbagli, non sono cambiata. E tu che cosa fai? Senti, chi è quello, il tuo amico? Ti sei fatta un amante di plastica? No, lo accompagno in un posto, qui vicino. Non è niente male, ma se è così che ti diverti hai qualche problemino. Ti ho trovato tesoro. finalmente. Prego? Mi vuoi sposare? Sono libero. Che sta dicendo? Senti, mi piacerebbe tanto venirti incontro. Veramente? Ma non sono abituata a sposare uno sconosciuto. Che cosa? Ehi, perché non dice alla sua amica che non riuscirà mai a trovare marito se continua a comportarsi in questo modo? Dico sul serio. Andiamo via. Vede, io l'ho capito appena l'ho vista che si trattava di amore vero. Credo, no? Bravo. Ferma, ma dove va? Ti ricordi che a scuola ti prendevo sempre in giro perché arrossivi continuamente? Sì. Arrossisci ancora? No, solo ogni tanto.
ma sempre al momento sbagliato. Ah, sì? Sì, è una cosa che non riesco a controllare. E perché dovresti? Non lo so. La verità è che non si cambia mai. Passano gli anni e siamo gli stessi. Ti ricordi che a scuola non mi andava di fare niente? Sono rimasta identica. Non faccio niente. Sono una puttana insolita per questo. Sono loro, gli uomini, che fanno tutto e in più mi pagano. Ma non ti chiedono di fargli delle... Che cosa? Non lo so, delle cose. Quasi tutti gli uomini in realtà hanno soltanto un grande desiderio. Quello di darti qualcosa. Qualunque cosa. Una carezza, un po' di calore. Non vogliono limiti quando fanno l'amore con te. Vogliono fare con te cose che non osano chiedere alle proprie mogli o alle fidanzate. Hanno paura di scoprire che le loro mogli godono esattamente come le puttane. L'unica differenza è che le puttane non vengono quasi mai. Non capisco che cosa dici. Se anche le puttane non vengono. Gli uomini credono che se ti piace fare l'amore sei una puttana. Se non ti piace, dicono che sei frigida. Però ti rispettano. Sono molto complicati anche loro. No, è solo che non capiscono che una donna possa godere come loro. Però giocano pulito. Quando perdono pagano. E senza fare tante storie. Gli uomini li conosci molto bene. Già. Mi servono le loro debolezze. E a loro le mie. Siamo molto generosi l'uno con l'altra. Credo che una delle ragioni per cui sono diventata una puttana è stato per non dover nascondere i miei desideri dietro la facciata della donna onesta. Te l'ho detto che non sono comune. Sono una puttana che gode. È una cosa che ho deciso tanto tempo fa. Ho deciso di non aver paura. Paura? Paura degli uomini. Dei loro gesti. Delle cose che dicono. Paura di arrivare a conoscerli per quello che sono. Quanto sono vigliacchi quando fanno l'amore con me. E pensano soltanto al proprio piacere. È una cosa buffa. Perché se riesci a vederli così, c'è anche il caso che li ami un giorno. Fermati qui, ti voglio far vedere una cosa. Sì. Arms of mine, they are lonely, lonely and fielding in blue. These arms of mine, they are yearning, yearning for wanting you.
Vieni. Vieni, Mr. Dulac. Sei così bella. Non so cosa dire. Non dire niente. Niente domande. Vai laggiù. Rispondi al telefono. Rispondi. Stasera lei non riesce a guardarmi negli occhi. Il telefono l'aiuterà a rilassarsi. Ora le faccio qualche domanda. Cerchi di immaginare le prossime ore come se le avessimo già vissute. Che cosa vuoi dire? Mi dica che ore sono. Quasi le 2. Cominciamo dalle 6, allora. Perché? Cominciamo dalle 6. Pensa che domani alle 6 sarà ancora qui? Sì, credo di sì. Addormentato o sveglio? Sveglio. Credo che sarò sveglio. E dove pensa che sarà? E tu? Dove sarai domattina alle 6? Le domande le faccio io. Che cosa è successo alle 3? Ti ho sfiorato le mani. Ti ho baciato sul collo. Tu mi hai spogliato. E io ti ho lasciato fare. Anch'io volevo spogliarti, ma tu non me l'hai permesso. Perché l'avrò già fatto? Che cosa è successo alle 2:30? Mi sentivo ancora più confuso. Tu mi hai sfiorato col tuo corpo. Sentivo il tuo odore. Mi è rimasto dentro dal nostro primo incontro. Mi piace l'odore della tua pelle. E dopo? Ti ho baciato sulla bocca. Lo ripeta. Ti ho baciato sulla bocca per la prima volta. La prima volta. E? Non ho più potuto fare a meno della tua bocca. Che cosa è successo alle 2? Ho cominciato a parlare con te al telefono. Domino, ti voglio. Ho voglia di essere dentro di te. Di tenerti fra le braccia. Lasciami venire da te. No. Vengo io da te.
Mi hai tradito stanotte. Tradito? Sì, tradito. Sono io l'unico che deve occuparsi di te. Nessun altro. Ma chi sei? Sono l'unico che ha il diritto di guardarti negli occhi, di sentire il tuo corpo godere. Rispondi. Dimmi chi sei. Lo voglio sapere. Dimmelo. Io non voglio dividere né i tuoi sogni, né il tuo sorriso, né le tue lacrime, né il tuo piacere con altri uomini. Voglio conoscerti. Con nessun altro uomo. Voglio conoscerti. Stasera alle 6. Ti aspetto di sotto in giardino, sulla panchina. Ti aspetterò. Ma che cosa succede? Aspetta, ora vedrai. Sorpresa! Li ho trovati. Non è stato facile, Domino, credimi. Dopo la loro ultima apparizione in pubblico, non hanno mai più ballato insieme. Ho scoperto che vengono qui in segreto per ballare da soli. Come va con Andrea? Un disastro. Sua moglie ha scoperto che aveva una storia con me. Così l'altra notte si è presentata a casa mia a riprenderselo. Una scenata. Guarda che cosa mi ha fatto. E adesso come stai? Continuo a girare come un pazzo giorno e notte sperando di incontrarlo a qualche semaforo. Dimmi di te. Di me? Sì.
Tu come stai? Non lo so. Scusami. Ho un appuntamento alle 6. Non posso fare tardi. Fatti dare i loro nomi. Ci serviranno per il video di Billie Holiday. Anche questo teatro mi piace. Ma, Domino, aspetta, aspetta! Ma che fai? Mi lasci qui? La mia macchina! Domino! Ti prego, vieni. Ti prego. Ti devo vedere. Ti aspetto da tanto tempo. Sono qui. Voglio vederti. Ho bisogno di te. Signora, mai in 3 anni che lavoro qui ho visto nessuno appoggiare il culo su una di queste panchine. Sono 3 anni che raccolgo cartacee qui. Mai visto nessuno sulle panchine. Strano, vero? Già, è strano. Apri la porta. Apri la porta. Lo so che ci sei. Ho bisogno di vederti. Non avere paura. Ti prego, apri la porta. Ho bisogno di te. Ho bisogno di te. Gavros, ho voglia di vederti. Ho bisogno di vederti. Devo parlare con te. Domani. Domani. Allora? Allora cosa? È tutto quello che hai da dirmi. Non vedo che cosa ci sia da dire. Ti devo parlare. Ti ascolto. Vuoi bere qualcosa? Non me ne frega niente di bere qualcosa! Tu credi di potermi buttare via in questo modo? Buttarti via in quale modo? Senza neanche una parola. Come se fossi uno qualsiasi. E invece io non sono uno qualsiasi. Ma di che cosa stai parlando? Io credevo che avessi capito. Non mi va più di vederti, tutto qui. Non ho più neanche voglia di fare l'amore con te. Ah, è così. Mi hai scopato per 3 mesi. E adesso è finita? Finita! Di qualcosa. Rispondimi. Avanti! Non mi toccare. Ami qualcun altro, questa è la verità. Ammettilo. Non ho mai detto che ti amavo. È vero. Ma ti piaceva fare l'amore con me, non è così? Ti piaceva, no? Non parlavi. Non ti sei mai lamentata. Hai trovato un altro uomo, vero? Anche d'estate ho sempre un po' fredda.
La mia macchia è diventata più grande. No, è come prima. Il medico dice che è una dermatite. Una dermatite? Sì, colpa dell'inquinamento atmosferico. Il nostro corpo si modifica. Si adatta ai cambiamenti dell'ambiente. Ma c'è un limite oltre il quale il corpo si ribella. La dermatite è una forma di ribellione. Sto ancora aspettando una spiegazione. Allora? Guardo questa macchia tutti i giorni. Spero sempre di vederla sparire. Ma che c'entra la storia della macchia con noi due? Assolutamente niente. Beh, io sono assolutamente sicuro che non sia ingrandita, quindi stai tranquilla. Ti amo. Lo so che non te l'ho mai detto prima, ma te lo sto dicendo adesso. Sono innamorato di te. Tu vedi qualcosa dall'altra parte? No, non vedo niente. Domino, Sì, perché hai deciso di lasciarmi? non ti ho lasciato. So solo che è finita. Grazie a te la mia festa di compleanno è stata un successo. È un uomo affascinante. Sono sicura che tu non hai pensato a dargli un nome. Gliene ho trovato uno io. Considerato il suo charme, direi che è un nome appropriato. Permettimi di presentarti Don Giovanni. Spero che tu sia geloso, Gavros. Il suo cuore non è di plastica. È vero. È un cuore vero. Ascolta. Non sono geloso. Nemmeno io. Allora vuol dire che abbiamo qualcosa in comune. Non siamo gelosi l'uno dell'altra. Forse. È umido qua fuori. Dici? Philippe, Sì, signore. ci porti da bere? Sì, signore. Champagne? Mm-hmm. No, niente, Philippe. Sì, signore. Ah, Philippe. Anch'io ho un cuore che batte. Lo sente? Sì, signore. Forse. Che cosa ti preoccupa? Niente. Sicura? Non si direbbe guardandoti negli occhi. Avanti. Raccontami tutto. C'è un uomo che continua a telefonarmi. Non ho idea di chi sia. E che cosa ti dice? Delle strane cose. E credo che qualcuno mi stia spiando con un cannocchiale. Con un cannocchiale. E sei sicura che osservi proprio te? Credo di sì. E non ti è venuto in mente che potrebbe essere solo uno scherzo della tua immaginazione? Sì, forse.
Non è certo uno sconosciuto al telefono o un cannocchiale il motivo del tuo turbamento. Allora, dove vuoi andare a mangiare? Non lo so. Bisogna scegliere. Si arriva a un certo punto nella vita in cui si è costretti a scegliere. A che cosa ti riferisci? A tutto. E a niente. A noi, se tu vuoi. Non puoi continuare a vivere così, sempre da sola. Esci allo scoperto. Lasciati andare. Mi prendo io cura di te. Hai ragione. Il fatto è che non riesco a prendere una decisione. Mi sembra tanto e niente quello che tu mi offri. Cosa c'è, Filippo? C'è il signor Zeller al telefono, signore. Scusami. Figurati. Sono Gavros. Ti ho già detto che è la mia ultima offerta. Ascolta, credevo te la cavassi da solo. D'accordo, sarò lì alle 11. Mi dispiace, non posso passare la serata con te. Non c'è bisogno che ti scusi. Nessun problema. Che donna fantastica sei. Tu capisci sempre tutto. Siamo pronti, Domino. Possiamo girare. Motore! Partito! Azione! My man's gone, I feel so lost. I've got those lost my man blues. He didn't treat me fair. It's more than I can bear. I've got those lost my man blues. I've got those lost my man. Can't get him back again. Posso farti una domanda? Sì, certo. Perché hai scelto me e non un'altra? Perché non sapevo più parlare d'amore. Volevo imparare qualcosa da te. Prendere in prestito il tuo cuore. Perché il mio si era fermato. Il mio è ancora fermo. Vieni con me, dai. Ti presto un sogno. You don't know what love is until you've learned the meaning of the blues. Until you've loved the love you've had to lose. You don't know what love is. You don't know how lips hurt until you've kissed. Ho bisogno di bere, ti aspetto al bar. Until you've Avvicinati. and you have lost.
Ti stavo aspettando. Anch'io. Non sei cambiata. No, non sono cambiata. Cerco ancora di non avere paura. Non si cambia mai. Hai ragione. Quando ero piccolo avevo paura del buio e non sono cambiato. Adesso ho paura di volare. E io adesso non ho paura di dirti che ho bisogno di te. Ti possono sentire. Che figura ci faresti? Queste cose non bisogna mai dirle. Puoi pensarle, ma non dirle. È vero? Che figura ci farebbe una donna come me? Se qualcuno sparge la voce, pensa alla tua reputazione. Ma tu manterrai il segreto. You don't know Sono io il tuo segreto. for love that cannot live yet never dies until you've faced each dawn with sleepless eyes. You don't know what love Il tuo uomo sconosciuto continua a telefonarti? No, è sparito. E i due amanti della casa di fronte? Sono spariti anche loro. Ma guardandoli mi è venuta un'idea per un film. Ho già fatto dei provini. Li vuoi vedere? È lei che chiamava quella donna? Sì. Ormai sono anni che lo faccio. All'inizio era un gioco per passare il tempo. Dopo ho cominciato a divertirmi. E così ho continuato a farlo. Non ho mai conosciuto né incontrato le donne che chiamo. L'ultima sembrava che la conoscesse piuttosto bene. Le vite di quelle donne sono tutte uguali, come la mia. Siamo dei solitari, pieni di desideri non realizzati. Lei sembra un poeta. Siamo tutti un po' poeti. Ma lei ha smesso di telefonare. Sì, Perché? perché fin quando non le vedo, per me va bene. Me le posso immaginare come voglio. E la cosa mi eccita. Ma lei, cioè quella donna, voleva assolutamente vedermi. E così non ho avuto scelta. Ho dovuto smettere e cercarne un'altra. Mi scusi? Pronto? Tu non mi conosci, non mi puoi conoscere, ma io conosco te. Ti conosco molto bene. Sento il tuo respiro, il battito del tuo cuore. Non avere paura. Non dovrai mai avere paura di me. Non sarai mai più sola. Conosco il tuo segreto. Solo io lo conosco.
For heaven's sake, let's fall in love. It's no mistake to call it love. An angel's holding hands with me. How heavenly heaven can be. Here is romance for us to try. Here is the chance we can't deny. While heaven's giving us the break, let's fall in love. For heaven's sake, don't say a word, my darling. Don't break a spell like this. Just hold me tight. We're alone in the night, and heaven is here in a kiss. This pair of eyes can see a star, so paradise can't be so far, since heaven's what we're dreaming of. For heaven's sake, let's fall in love. Don't say a word, my darling. Don't break a spell like this. Just hold me tight. We're alone in the night, and heaven is here in a kiss. This pair of eyes can see a star, so paradise can't be so far, since heaven's word